50 anni che è nata la Regione Veneto. La Regione Veneto come tutte le altre regioni. Lei lo sapeva che sono 50 anni oggi? Sì? No. No. Queste le risposte della gente per i 50 anni dall'istituzione della Regione del Veneto. Un passaggio epocale nell'ambito delle istituzioni, ricordato invece così da chi probabilmente ha vissuto appieno l'evoluzione. È servito a qualcosa. Certo, per i veneti e italiani è servito la politica, lo sviluppo economico del territorio. Di diverso avviso chi questi 50 anni li ha davvero vissuti appieno. No, si potrebbe aver cambiato qualcosa se la Liga Veneta avesse fatto l'autonomia e avesse fatto sì che il Veneto fosse una locomotiva d'Italia. Poi c'è chi questi 50 anni li ha scritti e descritti. Sì, serve, deve servire e servirà per un'idea di maggiore indipendenza, di fare e costruire qualcosa di più nel proprio territorio, rimanendo in ambito nazionale. 50 anni vissuti dal punto di vista dei lavoratori. La Regione è un ente importante, può diventare ancora più importante se riesce a stare vicino ai problemi che i lavoratori e i pensionati hanno. Mezzo secolo tra Palazzo Balbi e Ferrofini anche per la cooperazione. Se la cooperazione si è sviluppata diciamo dal 90 in avanti è proprio merito di quello che la Regione a suo tempo con due leggi importanti, la legge 24 e la legge 23 successiva, metteva qui i fondi che erano necessari, indispensabili per lo sviluppo della cooperazione, non si poteva fare diversamente. Ora tutti guardano al futuro del Veneto abbinandolo all'autonomia. Farla diventare una regione che in base all'autonomia che si riesce a definire col governo centrale possa essere paragonata a quelle regioni della Germania o agli stati americani che con la loro autonomia gestiscono meglio ciò che viene prodotto all'interno di questi territori. Bernini vedeva già il Veneto nell'Europa. Alpe Adria. Alpe Adria, presidente delle regioni d'Europa.